Trevignone, questo è Mauro, titolare di una nota tabaccheria, ricevitoria e quant'altro, diventa giornale in Viale San Francesco a Riva, ma soprattutto interista doc. Mauro, come va là? Stai parlando dell'Inter? Esatto. Allora, fa la filmatina là nel lago, nella bacheca delle rimembranze lassù. Cioè? Ci sono tutte le gazzette del triplete che non vedremo mai più. No, ma dai. Alto di sopra. Ma ecco. Dio, ma... Lì, guarda lì. Ma sai che mi avete da piangere? Guarda lì, Inter è uno. No, Inter Italia, ma sai solo che Inter, mondo Inter. Mauro, mi avete da piangere? Solo Inter. Mondo Inter. Ma... Però almeno posso dire di averla vista prima di morire, No, vabbè. Vedremo... No, nel senso di dire... Tocchetene, No, no, ma però ascolta, siccome sta qui che la manderemo a Moratti, capito. cos'è che ti dici a Moratti in questo momento preciso? Chi voltò l'isola, i voltore non la gol, Naingolano. Ciappa la palla al basso, dagli la cinese e va fuori dei coglioni. Ah sì? Sì, questo è il mio pensiero. Cioè, ai indonesiani. Se porta da ne. Ah, ho capito. Ma inoltre che vedi fuori? Anni bui ci attendono secondo me. Ma dai, no, sta di me così, Mauro. Qualche annetto sì, perché cioè, a parte che i giocatori forti devono pagarli. E se non ti tiri fuori soldi ovviamente noi vai più dopo a venire all'Inter per non fare coppe. Ma ascolta, mi sto domandando, cioè Donati lo dà al Bayer Leverkusen. Scusa Mauro, sì. Cioè era infermi a Caldirola che va al... Bayer Leverkusen? No. No, Caldirola va al Werder Bremen. E quell'altro Donati al Bayer Leverkusen, Donati. Ecco. Dopo che viene tutta la maggior parte della difesa dell'Under 21, portiere compreso. Sì, Bardi. Esatto, che noi presteremo in giro a Cagni Sassuolo, vero? Chiaro. E noi per giocare ancora Chivu, Samuel, che rinnoveremo il contratto ancora a cambiare Zanetti, Poreto, che insomma è Totti. Non era la mentalità. Totti con una T sola, Enrico Totti. Con la stampella. Non è la mentalità del giovane, secondo me. Non so se l'è Moradi, se l'è Branca, se l'è non so chi cazzo sia, ma sinceramente no. C'è una gramigna fuori. Anche perché mi la vedo così, cioè metti lì 7-8 giovani, te tegni il tuo bel Stramaccioni, che pure quel che la fa non poteva fare con tutti rotti. Arrivi peggio del nono posto dell'anno scorso? Se ti arrivi nono con i giovani ti dice in caso nessuno. No, infatti. Tra l'altro. No, mi la vedo così. Ma è una Coppa Italia, fuori via. Sì, io la vedo così comunque. In via Reggio, un bel Adesso andiamo a comprare Niango là, l'Isla, tutti i scarti degli altri come al solito, ed invia i nostri giovani promettenti, che dopo arriva a ricomprarli fra 7-8 anni a 30-40 milioni. Classico da Morati. La vedo così, anni bui. Mauro, secondo te cosa bisogna fare? Te lo dite, secondo me la butteria così, la butteria tutta fare un bel under 21 con un allenatore, ormai Mazzari compra Mazzari, ma abbiate Gnumi, Stramaccioni con tutti i giovani e avete fatto 2 o 3 anni come fa il Barcellona. Perché il Barcellona con l'under 21 che ne ha spazzola in finale, quelli è tutta gente che gioca a Real Madrid, Barcellona, fa la Champions League, non è che li manda a fare alla Losa Zugna a fare gli ossi, si mette in casa. Insomma, è sempre fretta, l'Inter è sempre massa fretta di dar via. Perché li prova 2 o 3 volte, vede che sbaglia la partita, via. Sì, ricordiamo Zedorf, Pirlo. Gli altri con i nostri scatti ha vinto 3 Coppe dei Campioni. Sì, esatto. Quindi un altro anno di sofferenza? Sì, sicuramente. Vabbè, insomma, peso del nonno non pensano, perché insomma, se chi compra qualcuno per arrivare davanti a Catania dovremmo arrivare. Vale la pena abbonarsi? Oddio, non so, parli con uno che non si è mai abbonato, non so dirtelo. Caro Massimo Moratti, questo è quello che disse il Mauro da Riva del Garda, grande tifoso, ma lo capirai, ma penso di sì. Tieni presente che insomma così è la storia. Va bene. Ecco.